Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie, i collegamenti in diretta dai nostri inviati dalle province del Veneto. Partiamo con purtroppo un grave incidente, un'auto che è finita in un canale, è finita nel Sile. Un bambino è in fin di vita, un cuoco si è buttato e ha tentato di salvarlo, i suoi genitori sono incolumi, vediamo il servizio con tutti i particolari. In macchina la mamma 38enne ed i figli, una ragazzina 12enne ed il piccolo di 5. Stavano andando verso Jesolo, ad un tratto la vettura, una Daewoo, è finita nel fiume Sile. La donna e la figlia più grande sono riuscite ad arrivare a riva, il piccolo è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino agganciato dalle cinture di sicurezza. Attimi concitati, la disperazione della mamma, impotente davanti all'acqua, la richiesta immediata dell'intervento dei soccorritori. Intanto nella zona si sono fermati automobilisti, turisti di passaggio per cercare di dare una mano. L'auto si è inabissata ad una profondità di oltre 5 metri, una corsa contro il tempo. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati praticamente subito, appena allertati, i sommozzatori sono intervenuti subito. C'è anche da fare un plauso importante a due passanti che appena sono accorti hanno cercato per quello che potevano di andare a recuperare il bambino sotto acqua. Non ci sono riusciti, ma appunto l'intervento dei pompieri è stato immediato. 2 persone si sono tuffate nel fiume ed hanno tentato di raggiungere la macchina. Si tratta di un uomo di origini tunisine, cuoco in un ristorante a Mestre, ed un turista tedesco. L'acqua torbida, impossibile arrivare al piccolo. Poco dopo l'intervento dei sommozzatori che hanno localizzato la vettura e liberato il bambino in acqua da diversi minuti. Lo hanno portato a riva ed i sanitari del SUAM 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore del piccino. È stato elitrasportato all'ospedale di Padova in gravissime condizioni. Il pensiero di tutti è per il bambino, ha spiegato il sindaco. Resta la preghiera, questo è quello che ho cercato di condividere, per il bimbo che è rimasto molto tempo sott'acqua e speriamo possa avere una buona sorte. Ecco. Ora le indagini di carabinieri e polizia locale per capire la dinamica del grave incidente. Potrebbe essere stata una manovra sbagliata della donna in una piazzola adiacente alla strada. Via Piave, dove è avvenuto l'incidente, in quel momento verso le 13 non era particolarmente trafficata, dice il primo cittadino. Non si capisce cosa possa essere successo anche in un punto in cui di recente non ci sono mai stati incidenti o comunque nulla di particolarmente grave, quindi non è uno di quei punti che possono normalmente richiamare incidenti o creare situazioni gravi. Ecco. La macchina è stata recuperata dai vigili del fuoco. La tragedia del Natisone, i 3 giovani ragazzi che erano stati travolti dalla piena del fiume, e i soccorritori sono sotto processo. Dopo Michele Nonino della Sores, anche i vigili del fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro e Enrico Signor hanno deciso di saltare l'udienza preliminare e andare subito a processo. Dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo per la fine dei 3 ragazzi travolti dal fiume il 31 maggio dell'anno scorso. Dopo Michele Nonino, infermiere della Sores, anche i 3 vigili del fuoco indagati per omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar hanno deciso di saltare l'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato. Gli avvocati Stefano Buonocore per Enrico Signore e Andrea Lavia e Alfonso Mangoni per Luca Mauro hanno deciso con i loro assistiti di seguire la medesima strategia dell'avvocato Maurizio Miculan, primo a chiedere di evitare l'udienza filtro davanti al GUP Maria Rosa Persico, fissata per il 19 settembre, quando il giudice avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per i 4 indagati presentata dal pubblico ministero Letizia Puppa dopo la chiusura delle indagini. E noi dal canto nostro avremmo celebrato l'udienza preliminare, che è un momento importante che stimola la riflessione delle parti anche sul contenuto del fascicolo. È però evidente che non è pensabile che il Tribunale di Udine faccia 2 volte lo stesso processo e non è pensabile che si possano sentire 2 volte tutti i testimoni, in primis la famiglia, sottoponendola 2 volte a un'attività che evidentemente è logorante. Quindi nell'interesse di tutti c'è che questo processo rimanga unito e venga celebrato una volta sola. Quindi noi abbiamo depositato
in queste ore la richiesta di giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare, e riteniamo che il fascicolo sarà auspicabilmente riunito e quindi sarà un solo processo. Ora si attende la risposta del GUP e la fissazione del processo, che sarà molto probabilmente unificato davanti al giudice monocratico Mauro Qualizza. La prima udienza è già stata fissata per il 17 novembre per Michele Nonino. Riteniamo poco probabile che il fascicolo non venga riunito. Un gravissimo episodio di antisemitismo nel centro di Venezia. Un turista ebreo che era in compagnia della moglie incinta è stato aggredito da un branco, gli è stato aizzato contro anche un cane. I due hanno dovuto rifugiarsi in un locale del ghetto. Andiamo in diretta da Filippo Fois e Simone Merlo. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Il locale in cui si sono rifugiati i turisti è quello che proprio che vi sta facendo vedere in questo momento Simone Merlo. Noi tra l'altro ci siamo entrati, abbiamo un po' parlato con il personale, però alla fine chi lavora in questo ristorante ha gentilmente declinato qualsiasi intervista al microfono. Come detto, è qui che si è conclusa una delle più gravi aggressioni che sta contraddistinguendo questo periodo, che è già molto agitato per quello che riguarda il ghetto ebraico, in cui si stanno susseguendo, e ve ne avevamo già dato notizia, numerosi episodi che si possono definire senz'altro di antisemitismo. In questo caso si trattava di una giovane coppia di ebrei ortodossi americani, quali sono stati avvicinati nella zona di Rialto da un gruppo di facinorosi, per l'appunto anche con un cane. Sono volate parole grosse, minacce, spintoni, degli sputi, gli è stata anche versata addosso una bevanda, e il cane avrebbe anche provato a mordere l'uomo della coppia, fortunatamente però ha incontrato nella tasca il cellulare, per cui non ci sono state delle ferite gravi per quello che riguarda il turista. I turisti, evidentemente sotto shock, sconvolti da quello che era accaduto, sono arrivati da Rialto in questa direzione, si sono recati in questo ristorante. È un ristorante molto famoso, chi è a Venezia lo conosce, si trova proprio all'ingresso del ghetto. Una volta attraversato il sottoportico che si trova alla destra dell'ingresso del ristorante, si entra nel ghetto. Il personale ci ha confermato che effettivamente 2 persone si sono rifugiate all'interno. Stiamo parlando della notte tra sabato e domenica. Come detto, hanno preferito però non rilasciare ulteriori dichiarazioni. C'è da dire che la coppia, quanto risulta, non ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, ma comunque, grazie anche alle segnalazioni della comunità ebraica veneziana, sta svolgendo delle indagini, e attraverso le immagini di videosorveglianza si conta di risalire a chi fossero gli aggressori. Vi dicevo che è un brutto periodo per la comunità ebraica veneziana. Gli episodi di antisemitismo oramai si presentano con una cadenza che se non è quotidiana e almeno settimanale. Ve ne avevamo dato notizia già quando il caso era salito alla ribalta in tutta la sua forza. Si parla di scolaresche che fanno il saluto romano di fronte al monumento alle vittime dell'Olocausto, oppure ancora di passanti che insultano il rabbino accusandolo di essere un assassino e un genocida, oppure ancora, come è capitato addirittura, di un anziano signore evidentemente del posto, che tutti i giorni portava il cane a fare i bisogni, vuoi di fronte alla sinagoga, vuoi di fronte a un altro negozio, proprio, e aveva detto che lo faceva proprio in segno di dissenso con le politiche del governo di Israele. Non sappiamo effettivamente che connessione possa avere un ebreo italiano che vive nel ghetto di Venezia con quelle che sono, ed è quello che ci hanno detto dalla comunità ebraica, con quelle che sono le politiche del governo Netanyahu. Fatto sta che comunque qui evidentemente l'atmosfera è molto pesante, e quest'ultimo episodio genera non poche preoccupazioni nella comunità ebraica. Direttore, io ti restituirei la linea per ora. Grazie molte a Filippo Fois e a Simone Merlo per la parte tecnica. Adesso andiamo a Loreggia per la morte di un 47enne che si è schiantato contro un terrapieno in moto. Si chiamava Andrea Brugnaro. Il fratello un anno fa aveva fatto la stessa fine. Andiamo in diretta da Francesco Rattaglia. A te Francesco.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in via Morosini, dove risiede la famiglia di Andrea Brugnaro. L'hai raccontato tu, il 47enne che ha perso la vita in uno schianto in moto, è uscito da solo lungo una curva e si è scontrato contro un terrapieno. Per lui non c'è stato nulla da fare. Siamo qui nella via dove risiede la famiglia, una famiglia che è stata che aveva subito un lutto solo 9 mesi fa. Pensate, il fratello di Andrea, Michele, 42 anni, era morto il 2 novembre scorso, anche lui in un incidente in moto, una tragedia immane. La madre ha confidato alla sindaca del comune dell'Alta Padovana di essere ancora incredula, di non riuscire a credere a quello che è successo e di sperare che sia tutto finto. Purtroppo non è così, perché Andrea, 47 anni, ha perso la vita domenica sera. Ecco, abbiamo ricostruito la cronaca in un servizio che chiedo alla regia di poter mandare. Una tragedia nella tragedia, una famiglia colpita in meno di un anno da 2 lutti. Nel novembre del 2024 aveva perso la vita Michele Brugnaro, 32 anni. In sella alla sua moto si era scontrato con una bici lungo una strada a Resana. Nulla da fare per il centauro, morto sul colpo. Sabato notte un altro gravissimo incidente. La vittima è il fratello Andrea, di 47 anni. Il dramma a Loreggia. L'uomo in sella alla sua 2 ruote, forse a causa di un sorpasso, è andato a sbattere contro un terrapieno a lato della strada, un impatto devastante che di fatto non gli ha dato scampo. Alla scena hanno assistito alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito dato l'allarme chiamando i soccorsi. A Loreggia sono arrivati i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco e il personale della polizia stradale di Piove di Sacco. Sul luogo dell'incidente anche il sindaco Manuela Marangon, sconvolta per l'ennesima tragedia che colpisce la sua comunità e che si stringe attorno alla famiglia Brugnaro, colpita nuovamente da un lutto. La moto del 47enne, su disposizione del magistrato, è stata posta sotto sequestro in attesa della chiusura del fascicolo di indagine. Ecco, questa la cronaca. Pensate che Andrea, 47 anni, era un operaio edile, lavorava per una società di Mestrino, non molto distante da qui. Lascia una moglie, Alice, e 2 figli, uno di 21 anni e una ragazza che avrebbe che compirà 18 anni a breve. Ecco, sabato sera qua a Loreggia c'è la festa patronale, la festa di San Lorenzo. Sabato sera, appena è arrivata la notizia, la musica è stata interrotta. È stata contattata anche la moglie Alice per chiedere se voleva che venisse sospesa completamente la festa. La moglie di Andrea Brugnaro ha risposto che sospendere la festa non glielo riporterà in vita, quindi che la festa continui, che vada avanti. È evidente che la famiglia è chiusa nel lutto, ma tutta la comunità sta soffrendo per una morte, per l'ennesimo lutto sulle strade. Ecco, è fissato per giovedì prossimo alle 10, con tutta probabilità, il funerale di Andrea, un funerale che siamo sicuri richiamerà centinaia di persone per salutare quella che tutti ci hanno descritto come una persona buona, che amava la sua famiglia, appassionato di caccia e che anche lui da 9 mesi non si dava pena non riusciva ad accettare la morte del fratello che come vi abbiamo raccontato è mancato il 2 novembre scorso. Ecco, ringraziando Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Se non ci sono domande, direttore, ti restituisco la linea. Grazie Francesco Rattai e Cristian Roque Allende. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani a Belluno e con Stefano Bozzi per la parte tecnica, perché stanno protestando per il caldo soffocante, insopportabile, i detenuti del carcere. A te, Tiziana.
Sì, direttore, buongiorno. Noi ci troviamo in questo momento in una rampa condominiale di via Francesco Pellegrini, una via prospiciente la struttura carceraria di Belluno, ma è anche un luogo di osservazione privilegiato per vedere, così come vi mostra in questo momento Stefano Bozzi, anche le inferriate delle celle del carcere di Baldenic, dove sabato sera è scoppiata la protesta attorno alle 23, la protesta dei detenuti che sono ristretti, privati della loro libertà all'interno di una struttura che è certamente datata, 1933 l'anno di costruzione, che ha celle molto strette, spazi angusti dove vivono e condividono l'aria 106 detenuti, questo è il dato ministeriale a sabato scorso, su una capienza di 92 posti, ed è comprensibile che in questi giorni soprattutto le celle che stanno oggettivamente sotto tetto siano davvero diventate dei veri e propri forni. Per placare gli animi sono intervenuti gli agenti della polizia penitenziaria e sembra che i detenuti abbiano smesso così di battere pentole e di gridare, rumore, frastuono che hanno sentito i residenti delle palazzine qui nel quartiere di Baldenic. Non ci sono stati feriti né da parte dei detenuti né tantomeno degli agenti della polizia penitenziaria. Noi abbiamo cercato questa mattina di metterci in contatto con il o la referente dell'ufficio del garante dei detenuti, garante comunale che viene nominato tramite apposito bando dal comune di Belluno, la dottoressa Losito, che ha retto fino a pochi mesi fa questo ruolo ed è caduta dall'incarico. Il bando del comune di Belluno è stato riemesso per la seconda volta perché il primo è andato deserto, e pur tuttavia in questo momento di vacanza, chiamiamola così, contrattuale, la dottoressa Losito copre per le emergenze, ma in questo momento la dottoressa Losito è a casa per un problema familiare e quindi non è disponibile. Quello che noi però sottolineiamo, e quello che sottolineano anche le persone che non vogliono però intervenire pubblicamente a video, è che in capo allo Stato c'è il dovere di garantire ai detenuti la dignità e quindi di garantire il rispetto dei diritti umani in condizioni come quelle del caldo soffocante, con temperature che certamente all'interno delle celle supereranno abbondantemente i 30 gradi. È certamente cosa che non si può, che non è possibile attuare. Le previsioni certo danno alte temperature almeno fino a Ferragosto anche in città, e quindi si presume che se le condizioni di vita all'interno della struttura carceraria non cambieranno, è probabile che i detenuti si facciano e si faranno sentire ancora nelle prossime serate. Direttore, è tutto da Belluno. Ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi, il nostro operatore. Andiamo a Vicenza, dove c'è stata un'operazione molto delicata sabato pomeriggio che ha impegnato le forze dell'ordine nella cattura di un giovane che ora è in un carcere minorile, che ha seminato il panico in città per poi barricarsi all'interno di una abitazione. Ce ne parla Luisa Bertini con il questore di Vicenza Francesco Zerilli. Siamo in compagnia con il questore Francesco Zerilli, questore di Vicenza, per una delicatissima e importante attività che è stata compiuta sabato pomeriggio. Lo ricordo, è stato un pomeriggio molto movimentato perché un soggetto minorenne di origine tunisina ha scatenato il panico in centro città tentando diverse rapine, alcune sono state anche messe a segno, poi si è tuffato nel fiume e si è asserragliato dentro un appartamento. Di lì ovviamente è scattata l'allerta in tutta la città e l'intervento è stato tempestivo e pronto.
Io la ringrazio di queste parole che mi permettono di sottolineare la mia grandissima soddisfazione e tributare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, della Questura che sono intervenuti, dai dirigenti presenti sul posto, il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico, il dottor Martorano e dalla dirigente della Digos, che si è portata anche lei rapidamente sul posto. Poi a intervenire sono stati 4 ragazzi, una ragazza e 3 ragazzi nostri delle volanti, giovani, ma preparati, responsabili, decisi, ma capaci di fare quello che è necessario fare, salvaguardando l'incolumità non soltanto di loro stessi, ma anche del soggetto che è stato arrestato, diciamo, per fortuna senza dover esercitare una misura, diciamo, no, particolare di forza, perché questo è stato possibile farlo grazie alla loro capacità. Certo, è stato utilizzato il taser, ma in un contesto all'interno quindi di uno spazio molto angusto di questo appartamento dove lui si era rintanato, dove non era facile vederlo, dove appunto avrebbe potuto anche essere molto pericoloso verso i nostri, che con coraggio si sono introdotti all'interno per catturarlo. Così è stato fatto e quindi veramente io sono molto contento, soddisfatto della loro capacità. Ecco, è stato arrestato, adesso è nel carcere minorile a Treviso. 2 ore di intervento che vi ha portato un po' in tutta la città, perché le rapine sono state messe a segno, rapine o tentate, lo ripeto, in varie zone della città, e poi ovviamente lui asserragliato all'interno di questo appartamento poteva essere molto pericoloso, quindi intervento che si è risolto in 2 ore. È proprio così, è proprio così. Noi chiaramente eravamo già, no, prima che si introducesse all'interno di questo appartamento, sulle tracce, alla ricerca. Lui si muoveva d'altronde in modo irrazionale, random, non aveva un disegno particolare, era molto rapido a spostarsi e ha colpito in diversi punti. Chiaramente non era facile individuarlo con minor tempo di quello che poi, no, di fatto si è realizzato. Io sottolineo, esatto, tutto questo, 2 ore, mi sembra un tempo molto molto breve per porre fine a una situazione estremamente pericolosa che ha creato giustamente allarme. A riguardo è giusto anche dire però che queste cose inevitabilmente possono accadere in un contesto urbano o anche in questa provincia, come possono accadere su tutto il territorio nazionale, perché da sempre che è così, da sempre può accadere che un criminale che magari decide di commettere un reato poi si trovi inseguito dalle forze dell'ordine, e proprio perché braccato diventa ancora più pericoloso, ne commette altri reati nel tentativo di sfuggire alla cattura. Queste sono cose che purtroppo con le quali noi dobbiamo avere a che fare. Capisco che suscitino preoccupazione, ma nello stesso tempo bisogna mettere in evidenza che la capacità di risoluzione di questi fatti da parte delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Io ringrazio il Questore per essere stato con noi. Grazie molte a Luisa Bertini e all'operatore Simone Squarcina. Oggi ci sono in regia Mattia Pizzaia e Tony Paul. Andiamo avanti con la cronaca, il weekend di grande esodo estivo, traffico soprattutto in direzione delle montagne. Chi non parte cerca refrigerio sulle rive del Piave. È attivo infatti il servizio di sorveglianza FIPSAS per sensibilizzare le persone sui pericoli della balneazione nei fiumi. Abbiamo dato notizia purtroppo di molte persone che hanno anche perso la vita o si sono trovate in grosse difficoltà, però gli operatori della sicurezza si trovano a far fronte a persone violente e moleste. Per l'amministrazione di San Biagio un comportamento che è a dir poco inaccettabile.
Queste persone purtroppo che sono violente a volte è perché magari fanno abuso anche di alcol, perché magari essendo al Piave abusano un po', sono in tranquillità e di conseguenza poi l'alcol fa parlare la bocca e non la testa. Nessuna imposizione, nessuna presa di posizione coatta, nessuna multa. Eppure i circa 300 volontari FIPSAS, Federcace e Associazioni Libera Caccia che in questi giorni operano sulle rive del Piave per sensibilizzare sui pericoli della balneazione si trovano a dover fronteggiare gruppi di persone che troppo spesso rispondono in modo violento. A darne testimonianza un volontario che abbiamo raggiunto al telefono. Specialmente quando sono in gruppo non accettano volentieri suggerimenti o consigli. Arriviamo fino a farli ragionare se si può, oppure ci fermiamo a prendere il numero della targa per poi riconoscerli. Non è una cosa semplice, specialmente, ripeto, quando trovi gruppi. Da singoli vanno più omiti consigli. A me un po' dispiace perché poi alla fine il grosso lavoro che questa associazione sta facendo, quello di sensibilizzare, è quello comunque di dare una mano alla gente che comunque non conosce il Piave e non sa che pericoli ci possono essere. Noi come comune stiamo tenendo sotto controllo appunto il grande carico di persone, di gente che c'è, che va in Piave, nella località di Fagarè, e abbiamo fatto l'anno scorso una convenzione con la FIPSAS di fare sensibilizzazione e non tutti la percepiscono in maniera positiva questa cosa qua. Weekend di grande esodo estivo che apre la settimana di Ferragosto, ma chi non parte in questi giorni di anticiclone africano che porta le temperature vicine ai 40 gradi cerca infatti il refrigerio sulle rive del Piave. Fiume che da inizio estate è stato teatro di numerose tragedie tra annegamenti e incidenti mortali, fatti che hanno portato la questione anche sui tavoli della politica e nell'attesa che vengano installati cartelli in più lingue che ricordano il divieto di balneazione si interviene con il volantinaggio e la sorveglianza attiva, ma questa attività apre un tema a cui poco si era pensato, convinti di agire nel bene, l'aggressività delle persone. Io penso per queste guardie della FIPSAS e altre associazioni che fanno questo lavoro che sono un po' in pericolo perché loro non hanno nessuna cosa di sicurezza per salvarsi da queste cose qua. Dispiace che comunque la gente reagisca in questa maniera, dispiace che non capiscano che il Piave è pericoloso e che alla fine delle feste tutte queste persone li vanno là solo ad aiutare e basta. 13 anni fa la tragedia di 3 soccorritori alpini trentenni che avevano perso la vita cadendo durante una arrampicata d'allenamento, li ricorda l'assessore Giampaolo Bottacin. Sono passati 13 anni da quel 10 agosto 2012 in cui Andrea Zanon, 38 anni, Maudi De Marc, 36, entrambi di Chies dal Pago, e David Cecchin, 28 anni, di Belluno, hanno perso la vita durante la scalata della via Dino e Maria sul monte Cridora. Una scalata di allenamento per insegnare al più giovani i trucchi del mestiere per superare l'esame e entrare nel corpo del soccorso alpino. 3 persone esperte appartenenti al soccorso alpino e speleologico del Veneto, 3 tra le persone che appartengono a questo corpo e che contribuiscono a garantire la sicurezza di chi va in montagna, scrive l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. 3 persone che operavano come volontari, commosso il suo ricordo. Tutti i volontari sono incommiabili, dice, ma chi come loro mette a rischio la propria vita per salvare gli altri, credo che abbia qualcosa di straordinario, qualcosa al di fuori del comune, di grandioso. Persone eccezionali. Ricordo ancora, continua come fosse ieri, la telefonata che mi fece l'allora delegato del soccorso alpino Fabio Bristot Rufus. Un pugno nello stomaco di quelli che non puoi dimenticare mai. Riprendiamo dopo il servizio di Eric Aleman dalla cronaca nera. Volevano mangiare ma il chiosco alle 4 del mattino era ormai chiuso. Così 2 cittadini stranieri hanno pensato bene di aggredire il titolare, un 67enne padovano. È accaduto a Mogliano Veneto, nell'area di servizio del distributore Q8 in via Marconi. L'uomo aveva già messo via tutto quando si sono presentati 2 uomini alterati dall'Assunzione
di sostanze stupefacenti, volevano a tutti i costi 2 panini. Quando il 67enne ha spiegato loro che stava chiudendo, gli stranieri si sono scatenati, prima prendendo a calci il furgone e poi picchiando l'uomo che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, anche se ha avuto difficoltà a respirare per i calci che gli sono stati inferti. Nonostante tutto ha deciso di riaprire lo stesso il chiosco, sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per dare un nome ed un volto ai 2 aggressori. I controlli nell'Alta Padovana, nel territorio del campo Sampierese, gli agenti guidati dal comandante Antonio Paolocci hanno controllato numerosi locali e luoghi di ritrovi giovanile. Sabato sera di controlli straordinari nel territorio della Federazione della Polizia Locale del campo Sampierese. Gli uomini del comandante Antonio Paolocci hanno passato al setaccio i principali luoghi della movida e i punti di ritrovo giovanile con l'impiego del reparto sicurezza urbana e dell'unità cinofila affiancati dal cane Labrador Cooper. Una decina gli esercizi controllati tra bar, pub e discoteche, oltre a giardini e parchi pubblici. Particolare attenzione nella zona di Santa Giustina in Colle, in via Don Bosco, per prevenire reati predatori. A Campodarsego, nel parcheggio di un locale, sequestrata una modica quantità di hashish a un 21enne, segnalato poi alle autorità. L'iniziativa si inserisce in un piano di controlli regolari che la polizia locale intensifica nei fine settimana, quando cresce l'affluenza nei luoghi di aggregazione. Servizio di Francesco Rattai. Adesso andiamo in diretta da Elena Dal Forno, dalla centrale del SUEM di Treviso, perché con questo gran caldo sono moltissimi malori e la richiesta di soccorsi. A te, Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Siamo con il dottor Antonio Candosin, medico di centrale, e alle mie spalle vedete proprio l'elicottero del SUEM, ma quello che viene chiamato nei momenti più gravi di soccorso. Ecco, grande caldo, il dottore ci spiegava che effettivamente fino a questo punto non ci sono grandi malori, grandi ricoverati, ma è dopo 3-4 giorni che ci si aspetta invece l'onda d'urto. Sì, al momento ancora la situazione non è così impegnativa, di solito ci vuole qualche giorno di gran caldo prima di avere la criticità maggiore. Al momento siamo su livelli quasi normali, ecco, solo qualche avvisaglia. Ecco, poi il problema è la disidratazione. Che cosa fate quando venite poi contattati? Beh, certo, noi prima di tutto supportiamo le funzioni vitali del paziente e solitamente sono pazienti che soffrono di disidratazione, soprattutto le fasce della popolazione più anziana che hanno uno stimolo della sete molto ridotto, quindi già bevono poco, in più sudando di più con il calore possono andare incontro a questo fenomeno della disidratazione e cerchiamo di reintegrare i liquidi che hanno eventualmente perso. Ecco, facendo un paragone con l'anno scorso, quanti interventi ci sono stati proprio per questo tipo di malori? Ma al momento siamo ancora, come l'anno scorso, ancora non abbiamo una grande criticità. Ecco, nel momento in cui poi si attiva il soccorso, voi rianimate il paziente direttamente sul posto, valutate qual è proprio l'operatività degli operatori del SUEM? Sì, l'utente chiama la nostra centrale che allerta i soccorsi, invia un mezzo di soccorso che può essere, a seconda della gravità del caso che viene valutata appunto nella telefonata con l'utente, può essere inviato un mezzo medicalizzato con il medico o senza medico. Si arriva sul posto, si valuta la gravità della situazione, come dicevo prima, intanto si fanno le manovre più urgenti, si supporta i parametri vitali del paziente e si ospedalizza se è il caso, insomma. Ecco, ricordiamo qualche consiglio per non finire al pronto soccorso o ospedalizzati al SUEM. Ecco, le raccomandazioni sono un po' sempre le stesse, comunque intanto non uscire e non
esporsi al calore nelle ore più calde, bere molto, un po' più del solito, e alimentarsi magari con cibi ricchi di acqua, quello che possono essere la frutta e la verdura. In particolare ribadisco gli anziani che hanno un po' meno il senso della sete, quindi loro devono un po' impegnarsi a bere anche se non hanno sete. Raccomando inoltre a non variare la terapia che magari un paziente, soprattutto gli anziani, hanno, non variarla perché magari si sentono col calore. La terapia va variata solo su consiglio del medico curante, non improvvisiamoci a cambiare la terapia proprio in questi momenti che possono diventare critici. Ecco, qui dalla centrale operativa del SUEM è tutto, e quindi ti restituisco la linea, direttore. Grazie molte, grazie Irene Dal Forno e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, e adesso andiamo a Pra dei Gai, siamo nell'Alto Trevigiano perché sono al via i lavori del bacino di laminazione. Abbiamo parlato di caldo, però ormai con i cambiamenti climatici il caldo si alterna ad intense precipitazioni, quindi c'è preoccupazione per eventuali esondazioni del Piave. Il bacino di laminazione di Pra dei Gai serve proprio a contenere le acque. Andiamo da Marta Marangon. Siamo a Fontanelle, provincia di Treviso, per il via ai lavori di un importante bacino di laminazione che servirà quest'area della Marca trevigiana ad elevato rischio. Qui ci sono vari fiumi che rischiano di allagare l'area in caso di inondazioni, a partire dal Monticano, ma non solo. Qui con me l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Che cosa inaugurate allora quest'oggi? Protezione civile e difesa del suolo, ci tengo a sottolinearlo, visto e considerato che quando sono arrivato c'era un piano da 2,7 miliardi di euro che io ho implementato portandolo a 4 miliardi di euro, e di cui fanno parte 23 bacini di laminazione, molti dei quali già operativi, ma i bacini di laminazione sono solo una piccola parte degli interventi che stiamo realizzando, perché ci sono consolidamenti arginali, diaframmature e così via. Qui stiamo realizzando un bacino di laminazione che interessa il fiume Monticano e il canale Cervadella. Peraltro a monte sul Cervadella anche il Consorzio di Bonifica ha già fatto un piccolo bacino di laminazione, uno lo abbiamo fatto a Valle di Lutrano in corrispondenza del corso d'acqua, si chiama Borniola, e qui si riusciranno ad accumulare oltre 1 milione di metri cubi d'acqua che non andranno quindi che saranno accumulati per evitare che il Monticano abbia una portata eccessiva e rischi l'esondazione. Poi il Monticano sappiamo che va a finire sull'Ivenza, e quindi oltre a questo intervento, sempre nella stessa gara d'appalto, è stato finanziato e aggiudicato anche il lavoro del bacino di laminazione di Pra dei Gai. Lì stiamo parlando di un'opera che, a differenza di questo, contiene 20 milioni di metri cubi d'acqua, quindi un intervento assolutamente molto più grande rispetto a questo, ma che fa parte di un sistema di interventi fatti in vari punti e che consentono di incrementare la sicurezza del Piave. Stiamo parlando, fra questo e quello di Pra dei Gai, di un intervento da 48 milioni di euro. I tempi? I tempi sono circa 2 anni per quanto riguarda questo, quindi a inizio metà del 2027, tempo meteo permettendo. E mentre invece per quello di Pra dei Gai ci vorrà qualcosa in più. Stiamo completando le attività di espropriazione. Noi espropriamo solo l'area in cui vengono realizzati gli argini, il resto rimane di proprietà di chi ce l'ha e lo può utilizzare esattamente come prima, perché un bacino di laminazione non è un lago, viene accumulata l'acqua in eccesso rispetto a quello che può portare il corso d'acqua per qualche ora, quindi si allagano aree agricole sacrificando quelle per qualche ora per preservare le abitazioni, la viabilità, le aziende, insomma tutto quello che sta a valle rispetto al bacino di laminazione. Ecco, a proposito degli argini, Assessore, lei ha sottolineato più volte che si tratta di argini in terra battuta, non argini in cemento. Sì, lo vedete, li vedete, ma gli argini in terra battuta caratterizzano tutto il Veneto, perché il Veneto è attraversato da fiumi pensili, e cosa vuol dire? Che il livello dell'acqua può arrivare a un'altezza ben più alta rispetto al piano campagna, e quindi ci sono questi argini in terra battuta che arrivano ad essere anche alti in alcuni punti 15 metri. Però è la caratteristica del Veneto, e i bacini di laminazione seguono esattamente questo tipo di logica che è storica nel Veneto, e quindi i bacini di laminazione sono contornati da argini in terra battuta rivestiti d'erba.
Grazie, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Marta Marangon e all'assessore Bottacin. Intanto torniamo alla cronaca e vediamo l'incubo per i residenti del condominio Ater in via Bissolati a Mestre. Dopo gli sgomberi di luglio, gli spazi comuni sono di nuovo invasi da occupanti abusivi, da senza tetto, da sbandati con sporcizia e droga. Ma scusi, ma adesso hanno chiuso con le grate, entrano lo stesso? Certo, entrano per la porta dietro e c'è gente che dorme sopra il sottotetto. Non c'è pace per gli abitanti del condominio Ater di via Bissolati. Dopo lo sgombero degli scantinati avvenuto a inizio luglio, la situazione sembrava finalmente avviata verso un miglioramento e invece a distanza di poche settimane l'incubo è tornato. La situazione qui è drammatica. Drammatica. Guarda che Ma perché? Qua è rotto, tutto rotto, dappertutto. Entrano dappertutto? Entrano giù, dalla porta giù, che c'è una porta che si mettevano le biciclette e quella c'è la serratura rotta. Penso che entrino da là. Perché qua come fanno a entrare? Non lo so. Ignoti, probabilmente gli stessi occupanti abusivi già allontanati, si introducono nuovamente nel palazzo, questa volta puntando al sottotetto, ai sottoscala e ai pianerottoli superiori dove trascorrono la notte. Cosa fai qua? Sei da solo? A denunciare l'ennesimo episodio di degrado sono gli inquilini del civico 20B che raccontano come gli spazi comuni siano tornati a essere invasi da sporcizia, resti di cibo, escrementi, fluidi corporei e persino droga. È una situazione insopportabile. Tanto. Nonostante le vostre proteste, però, queste persone fanno quello che vogliono. Continuano a ritornare. Anche con i cancelli chiusi. Il condominio non ne può più. Solo un mese fa l'Ater aveva effettuato l'installazione di cancelli per limitare l'accesso al condominio, un'operazione che aveva restituito un minimo di tranquillità ai residenti, ma la situazione è rapidamente degenerata di nuovo. Sopra c'è gente che dorme, andate sopra gli ultimi piani. È difficile da sopportare questa situazione. Certo, e giù c'è l'acqua, non potete neanche andare giù perché è tutto allagato. E anche una settimana fa hanno pulito, era completamente vuoto, era di nuovo, guarda, pipì là hanno fatto. Qua fanno i sacchetti, facevano sacchetti, preparavano le buste qua, fumavano crack, c'erano bottiglie, guarda come siamo ridotti, vedi quanto alta? Appena stata svuotata, Qui sotto preparavano le buste? Sì, preparavano le dosi, fumavano crack perché vedevano le bottiglie già pronte e le lasciavano là, tutto. È una roba allucinante questo palazzo, è rovinato proprio, completamente rovinato, e anche che hanno messo le griglie continuano a tornare. Il servizio di Nicola ha marcato, vediamo un nuovo episodio di violenza nei pressi della stazione di Montegrotto Terme, è la seconda rissa in pochi giorni e il sindaco annuncia più controlli e una novità che riguarda la polizia municipale. Assumerà un ruolo molto determinante anche la nostra polizia locale che farà dei pattugliamenti serali e che verrà fornita di manganello e spray al peperoncino come avevamo già deciso tempo fa. A poche ore di distanza dalla rissa che si era scatenata nella zona della stazione di Montegrotto, un secondo episodio scuote la cittadina termale e l'amministrazione annuncia che la polizia municipale aumenterà i controlli serali con dotazioni nuove. Il titolare di un kebab a 100 metri dallo scalo ferroviario è stato picchiato insieme a un dipendente da alcuni nordafricani arrivati in treno e che hanno costretto le due vittime alle cure dell'ospedale. Ora stanno meglio, ma non sono al lavoro. Sul piano politico il sindaco chiede all'opposizione di non fare speculazioni. Giovedì sera, nonostante la presenza di pattuglie dei carabinieri della Digos, l'episodio dimostra che serve un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza. Come amministrazione continueremo il nostro lavoro quotidiano in coordinamento con tutte le forze dell'ordine per garantire un territorio sicuro e vivibile per tutti. La sicurezza, ricordiamolo, non può essere terreno di battaglia elettorale. Serve responsabilità, serve collaborazione istituzionale, serve un impegno serio e continuativo che vada oltre i colori politici. Previsto così un aumento dei controlli da parte dei carabinieri, in coordinamento con la prefettura di Padova e, come detto, dei vigili, ma il governo chiede all'amministrazione comunale
deve allontanare dal territorio chi arriva senza regole. Abbiamo bisogno anche che il governo centrale faccia la propria parte, dotando chi opera sul territorio degli strumenti necessari per agire con efficacia e soprattutto che controlli questi flussi di entrata di extracomunitari. L'attuale governo ne ha previsti più di 1 milione in ingresso e questo dice già tutto. Il caporalato nel Vicentino, ci sono dei controlli molto capillari dei carabinieri a Barbarano Mossano e a Poiana Maggiore, lavoratori in nero, minorenni e clandestini, sono state elevate multe per oltre 100.000 euro. Blitz dei carabinieri contro il fenomeno del caporalato in 2 aziende agricole di Barbarano Mossano e Poiana Maggiore. Il bilancio è di un minore, alcuni irregolari tra i lavoratori, con maxi multe per oltre 100.000 euro. I militari di Barbarano Mossano e Noventa Vicentina, insieme al NIL, il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza, hanno controllato un'azienda specializzata nell'allevamento di pollame a Barbarano Mossano. Il titolare è stato denunciato per alcune irregolarità contestate, tra cui la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, non averli inviati ai corsi formativi obbligatori, l'impiego di lavoratori subordinati privi di permesso di soggiorno. Sono stati identificati 6 lavoratori non regolarmente assunti, tra cui un minorenne e 4 extracomunitari, a loro volta denunciati per soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Sono stati così emanati 3 provvedimenti di sospensione dell'attività per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per impiego di manodopera irregolare e contestate sanzioni per un totale di oltre 83.000 euro. A Poiana Maggiore invece controlli in un'azienda specializzata nella coltivazione di tabacco. Il titolare è stato denunciato per mancata formazione specifica dei lavoratori dipendenti. Sono stati identificati 4 lavoratori, di cui un cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale ma non regolarmente assunto, contestate sanzioni per un totale di oltre 16.000 euro. Andiamo in diretta adesso a Ponte dei Nori da Federico Fusetti e dal nostro operatore Simone Squarcina, perché sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell'area circostante il Ponte dei Nori, dove ricorderete ci fu una tragedia causata dal maltempo, finirono nelle acque tumultuose di un torrente padre e figlio che persero la vita. A te Federico. Buongiorno direttore, hai detto bene, purtroppo dobbiamo tornare per parlare di oggi al passato, cioè il 17 aprile, quando il maltempo, oltre che portarsi via una parte del Ponte dei Nori che alle nostre spalle, si portò via anche la vita di 2 persone, padre e figlio. Adesso ovviamente il ponte era stato messo sotto sequestro dalla magistratura, che adesso ha dato diciamo invece l'autorizzazione per sistemare o quantomeno ripulire questa zona del ponte, e cerchiamo di capire anche con quale futuro poi, lo chiediamo a Luca Basso, che è l'assessore ai lavori pubblici di Valdagno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, l'intervento, come diceva lei, adesso è principalmente focalizzato alla messa in sicurezza del ponte, cioè abbiamo necessità che l'acqua defluisca in caso di piena in modo normale e pieno. Ora ci sono dei detriti che stanno appunto ostruendo la luce del ponte, verranno rimossi e verrà rimessa in sicurezza l'intera area. Dopodiché questo intervento cominceremo l'intervento per invece riaprire la viabilità verso Viale Europa. Si tratta di un intervento coordinato chiaramente con la magistratura e con i periti indicati dal magistrato, perché c'è la necessità di non alterare il quadro probatorio, quindi i periti devono essere sul posto, tutti i detriti verranno catalogati e verranno portati su un'area apposita e messi a disposizione della magistratura. Così, domanda ovviamente da non addetto ai lavori, quindi mi pare di capire che il ponte probabilmente non verrà ricostruito anche per i costi importanti, però al di là del ponte voi volete, ed è quello che chiedono i cittadini, ristabilire una viabilità che aiuti poi tutto
tutto il comune? Non è previsto né a breve né a medio termine il rifacimento del ponte. Qualora dovesse essere rifatto, questo ponte dovrà essere a campata unica, quindi non poggiare più sui piloni, seguire le nuove prescrizioni normative, e non è facile creare un ponte del genere sia per ragioni economiche sia per ragioni di spazio in questo luogo. Vedremo quali saranno le soluzioni e vedremo anche se e quanto sussidio arriverà per la ricostruzione da parte dello Stato. È un pezzo di storia di Valdagno questo ponte? Sì, questo è un ponte storico, purtroppo non è stato un ponte fortunato, ha avuto già dei crolli in passato ed è questa una delle ragioni per le quali senz'altro non verrà ricostruito coi piloni nell'alveo, perché evidentemente è una zona in cui l'acqua è particolarmente veloce e turbolenta in caso di piena. Grazie all'assessore ai lavori pubblici di Valdagno, Luca Basso, grazie mille per le sue spiegazioni. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Federico Fusetti e Simone Squarcina. Andiamo avanti con ancora incidenti stradali, purtroppo l'ennesima tragedia sulla strada che scuote il veneziano. Il 51enne Giovanni Ferri, residente a Campagna Lupia, ha perso la vita in un incidente in provincia di Rovigo. Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 16, in località Tornova, all'altezza della chiusa che segna il confine tra il comune di Loreo, in provincia di Rovigo, e quello di Cavarzere. La sua vettura, una Peugeot 308, è andata a sbattere contro un muro. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sulla dinamica e su eventuali cause, tuttavia, sarà necessario attendere i riscontri dei carabinieri di Rosolina, che sono corsi sul posto e che hanno eseguito i rilievi sulla scena del sinistro. Tra le ipotesi un malore o forse una distrazione fatale. A 9 giorni dalla sua entrata in funzione, ecco un primo bilancio del funzionamento del Barca Velox a Venezia. I primi dati resi noti dal Comune sembrano essere positivi. Dal 1 agosto è entrato in funzione il Barca Velox e gli effetti, almeno dal punto di vista visivo, già si notano lungo i canali. Dove c'è il controllo del Barca Velox, dai barchini ai taxi fino ai trasportatori, si corre meno. L'acqua della laguna appare così liscia come l'olio, più calma, come forse solo durante la pandemia. Al 9° giorno della sperimentazione, primo bilancio con l'assessore comunale dei trasporti al traffico acque Michele Zuin, che è molto soddisfatto e ringrazia i veneziani per la collaborazione. Molto bene, perché c'è stata grande responsabilità e ringrazio tutti coloro che usano la barca per lavoro, i trasportatori, i tassisti, i piloti di ACTV, perché hanno capito che questo è per il bene della città, non è certo per fare le multe, non è certo per fare cassa per il comune, ma è per regolare il motondoso che crea grossi problemi alle rive, e quindi finalmente un sistema che mette un attimino di pace all'interno della laguna di Venezia. Questo sistema di controlli diventerà stabile e consolidato. Tra un paio di mesi ci ritroveremo con tutti gli enti preposti più le categorie, se c'è da fare qualche integrazione, qualche adattamento, parlo delle situazioni di brutto tempo, eccetera, in cui dobbiamo chiaramente tarare il sistema. E sul fatto che ci sia qualcuno che cerca di aggirare i divieti, l'assessore dice: sono acque che sono sotto la protezione di altri enti, ma il fatto che all'interno della città, sui 2 canali della Giudecca e delle fondamenta nuove, ci sia il presidio al Barca Velox, lascia alla polizia molto più margine per andare sugli altri canali, come l'altro giorno sono andati nel canale dietro la Giudecca e non hanno trovato grossi problemi se non un traffico più intenso, ma quindi maggiori controlli sulle altre zone non coperte dal Barca Velox. Servizio di Lorenzo Maier. Adesso passiamo alla politica, passiamo alla questione di Francesca Russo, che ha rifiutato la nomina come consulente del Ministero per le vaccinazioni. È arrivato il pieno sostegno alla sua decisione da parte degli ordini dei medici del Veneto. Sentiamo.
Arriva il sostegno di tutti i medici del Veneto per la posizione della dottoressa Francesca Russo, che ha rifiutato la nomina a far parte del NITAG, una sigla inglese che indica il gruppo tecnico sulle vaccinazioni, un organo indipendente a supporto del Ministero della Salute. Tutti gli ordini dei medici del Veneto plaudono alla decisione della Russo, che ha scritto al Ministero rifiutando la nomina perché nel gruppo sono presenti 2 componenti, scrive la dirigente della Regione Veneto, che in passato hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere e diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali, posizioni Novax in sostanza, che per la Russo non vanno nella direzione della tutela della salute pubblica. Francesca Russo infatti è sempre stata in prima linea durante il periodo Covid, costruendo, lontano dai riflettori e con il suo staff, le linee guida regionali per contenere la pandemia. Gli ordini del Veneto ora, con una dichiarazione congiunta, chiedono al Ministero della Salute la revisione della composizione del NITAG nel rispetto dei principi della scienza e nell'interesse supremo della salute dei cittadini. La delibera della Regione del Veneto che permette l'assunzione di medici stranieri con titolo estero non ancora riconosciuto. Sono contrari tutti gli ordini professionali dei medici, dai medici agli infermieri. Questa delibera ci ha francamente colti tutti di sorpresa. Il Veneto è l'unica regione, mi risulta, che vuole utilizzare questi medici, questi colleghi che sono formati in università che non vengono riconosciute dall'Italia, con lauree non riconosciute, e mettere nel pronto soccorso. Riteniamo questo sia un grave pericolo per la salute dei cittadini innanzitutto. Tutti contrari alle delibere della regione che ha affidato ad Azienda Zero l'avviso pubblico che sarà rivolto a medici con titolo straniero non ancora riconosciuto in Italia, ma già presenti sul territorio e in possesso di permesso di soggiorno o cittadinanza italiana, con i medici e anche gli infermieri del Nursind. Come sindacato preferiamo attenzionare molto attentamente la scelta di affidare le cure a un medico con dei titoli in corso di accertamento. È sicuramente una cosa che va attenzionata e va vagliata con attenzione. Siamo a favore eventualmente di una creazione di una commissione regionale per velocizzare i tempi. Tanti i punti di domanda dei professionisti della sanità, dalla preparazione di questi medici al fatto che non sono iscritti ad un albo professionale. Io sono laureato in medicina a Padova, ho fatto la specialità a Padova, ho studiato su migliaia di pagine di libri, ho sostenuto decine di esami, ogni anno vengo valutato con corsi di aggiornamento e formazione che se non faccio mi bloccano la mia attività professionale, e questa è una garanzia, penso, per i cittadini, per i nostri ammalati. Mettere nei pronti soccorso del nostro ospedale medici che oggi non sappiamo qual è la loro preparazione e professionalità è un rischio che penso che il Veneto non dovrebbe correre. Così Antonino Pipitone, che è un medico diabetologo all'ospedale di Adria, e intanto sono aumentati i posti alla scuola di medicina di Padova, lo conferma il direttore Angelo Deitos, un aumento proprio nell'anno in cui sparisce il test d'ingresso sostituito dal biennio filtro. In realtà questo cosiddetto bimestre / semestre filtro è di fatto un esame di accesso. Noi abbiamo aumentato di un ulteriore 10% il numero di iscrivibili a medicina, portandoli a poco più di 600 posti, quindi devo dire che negli ultimi 5 anni abbiamo raddoppiato nella sostanza il numero di studenti iscrivibili. Per la precisione sono 686 i posti assegnati a Padova, 56 in più rispetto allo scorso anno. Questo nell'anno dell'addio al numero chiuso, dove però, come spiega il professor Angelo Deitos, direttore della scuola di medicina dell'Università di Padova, il primo biennio continua comunque a fare da filtro, com'era con l'esame d'ammissione negli scorsi anni. Questo però ha portato a una diminuzione rispetto agli iscritti al test di circa un 20% rispetto alle medie degli anni precedenti. Abbiamo avuto probabilmente un po' meno richieste di quelle che noi immaginavamo, ma siamo nell'ordine di 2500-2800, probabilmente perché questa, nuova formula genera nella sostanza un'incertezza. Nella formula precedente chi era ammesso era ammesso. Oggi rischi, se non viene ammesso, di perdere un anno di studio, e quindi questo probabilmente ha un pochino disincentivato l'iscrizione al semestre filtro.
E venerdì sera abbiamo parlato a Focus della sanità del Veneto e della questione delle visite specialistiche. Tra gli ospiti c'era anche Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Sì, dove vive nel Veronese, quindi credo che Viva dovrebbe sapere come funziona, quantomeno da parte dei suoi cittadini, perché che ci sia zero lista d'attesa per i 10 giorni, questa è una gran falsità, perché di fatto noi abbiamo 30 sportelli nel Veronese e arrivano ancora purtroppo meno dell'anno scorso, grazie anche a loro, tutta l'attività, e anche grazie ai 40 milioni che sono stati investiti per il recupero della lista d'attesa quest'anno e gli altri 2 anni. Ma ce ne sono ancora, tanto che hanno risposto a circa 1400 istanze, ma perché istanze? Vediamo il messaggio che è arrivato. Non avevano fissato la visita. Guardate cosa dice la gente che vive dove vivo io, tra le persone comuni. Prego Bigon, prego. Dopodiché basta guardare anche nel sito dell'USL per vedere che non è così, ma non sono veritieri, perché guardi, basta chiamare il CUP, purtroppo ancora adesso molte volte dopo mezz'ora casca la linea perché non ti rispondono, ancora adesso molte volte prendono in preappuntamento, ed è per questo che risulta meno lista d'attesa, perché il preappuntamento non è il galleggiamento di prima che durava 2 giorni, il preappuntamento dura per tutto il tempo della prescrizione dell'impegnativa del medico. Questa era Anna Maria Bigon, c'è stato uno scambio, un confronto vivace tra la Bigon e il sindaco di Soave Matteo Pressi sulla sanità. La politica ancora con le regionali, Azione è pronta a scendere in campo con l'ampia compagine del centro-sinistra guidata da Giovanni Manildo. Trattative in corso, mentre su quale sarà il nome del candidato per il centrodestra esprime perplessità una partita che si gioca a Roma. Sentiamo. Sul territorio ognuno vende cara la pelle, quindi abbiamo assistito, come dire, a dei balletti che comunque hanno una loro dignità, nel senso che giustamente la Lega è il partito uscente, è un partito che in Veneto ha un suo radicamento e quindi farà di tutto per fare in modo che soprattutto i tanti consiglieri regionali che hanno beneficiato del grande consenso di Salvini e Zaia nel 2020 riescano in qualche modo a poter continuare la loro esperienza. Niccolò Rocco ne è convinto, elezioni a novembre, ma per il centrodestra la partita si giocherà solo sui tavoli di Roma. Quel Veneto alla Lega, ribadito dal leader del Carroccio Matteo Salvini in videocollegamento al direttivo del Partito Riunito a Noventa Padovana, non convince gli avversari. Tra le file dei meloniani, infatti, c'è chi ancora non molla la presa e dice di essere pronto a guidare la regione. Dall'altro lato ci sono i centristi e Rocco non fa segreto dalla parte in cui Azione vuole stare, in trattativa infatti con il campo largo del centro-sinistra di Manildo. Azione è un partito che non fa parte strutturalmente del campo largo, per cui valuta la bontà del candidato regione per regione in questo momento, anche perché insomma è l'unico candidato che ha avuto il coraggio di scendere in campo. Noi stiamo parlando con Giovanni Manildo e se riusciremo a trovare un orizzonte programmatico comune, ma io sono convinto che questo accadrà, faremo delle liste molto competitive in tutte le province. È proprio dalle province che arrivano le candidature 50, quelle attualmente sul tavolo, a dimostrazione che il partito è pronto. La prossima mossa da decidere sarà dunque se correre con il solo simbolo di Azione riunito nel terzo polo con più Europa e Italia Viva, oppure aggregarsi a una compagine ben più ampia, opzione quest'ultima che al momento sembra la più plausibile. Il Presidente, se il partito decide, è a disposizione per la provincia di Treviso, dove sono consigliere comunale, però è anche importante che le candidature avvengano con una squadra, quindi sicuramente la disponibilità e il cuore ci sono, però poi è una scelta che facciamo come squadra. Così Niccolò Rocco, Presidente regionale di Azione, non è dello stesso avviso Gennaro Marotta, che ha detto più volte di non volere Azione all'interno del campo largo con i 5 Stelle. Era presente a Focus venerdì sera, sentiamo. Chi dice già, perché anche i giornali, come ha detto lei, buttano avanti, come si dice in Veneto, il manego prima della manera, no? Ecco. Non è detto, perché io ad esempio
non accetterei mai una candidatura, glielo dico chiaro e tondo, lo dico in pubblico se serve, ma lo sanno già anche i morti, pace all'anima loro, che io non accetterò mai una candidatura per andare con i 5 Stelle, perché proprio è una cosa che non riesco a capire come sia possibile andare insieme ai 5 Stelle. Pensi, direttore, lei sa che dico quasi sempre che io non vado più neanche negli alberghi a 5 Stelle, ma mi è capitato quest'estate, la racconto perché è simpatica, che sono andato a prendere al bar un gelato e mi hanno portato un cono, mi ha detto prego, cono 5 Stelle, no, per carità di Dio, ho detto no, anche il cono 5 Stelle no, datemi un ghiacciolo piuttosto, per dire che è talmente una fobia la mia, forse, che forse mi devono mettere in qualche istituto a... Ma se Calenda dovesse dire allora in Veneto andiamo con Manin, se Calenda dice, ma non è lui, è anche noi abbiamo la nostra segreteria regionale, il direttivo regionale che deciderà, e io starò alle decisioni del direttivo, però ho già detto che mai fosse dovrei essere anch'io candidato, io non accetto. Non accetto, ha ribadito la sua posizione Gennaro Marotta. Vediamo, prima di andare in pubblicità, saranno in campo alle prossime elezioni regionali a sostegno di Manildo anche le liste civiche del Veneto che si preparano a federarsi per entrare in Consiglio regionale. Sentiamo. All'inizio di un progetto a lungo termine che vuole coinvolgere, essere una casa, una rete comune di tutte le civiche progressiste della rete appunto regionale qui del Veneto. Diversamente dai partiti noi non abbiamo segreterie romane a dirci come dobbiamo votare. Il voto in Consiglio regionale non sarà mai merce di scambio in cambio di qualcos'altro, cosa che purtroppo avviene a livello di partiti politici. Siamo persone libere, amministratori locali, ed è una realtà importante nel Veneto che fatta di volontariato, di persone che per passione, per amore della loro città si dedicano alla politica in senso buono. Mossi da passione politica, spirito di volontariato, amore per il proprio territorio, si definiscono cittadini liberi senza vincolo di partito, e la stoccata è per il centrodestra veneto, che attende ancora che a Roma Meloni, Salvini e Tajani decidano le loro sorti. Ma sono anche cittadini che nei propri comuni hanno maturato un'esperienza amministrativa che ora intendono portare in Consiglio regionale. È la Rete Civica del Veneto, un laboratorio aperto per fare ciò che anche a livello nazionale finora non aveva mai fatto nessuno. Organizzare per provincia le reti delle civiche che potranno dare un contributo e soprattutto allinearsi a quelli che sono non solo gli amministratori del territorio che hanno già raccolto la fiducia dei propri cittadini, ma anche lavorare con le scuole e le officine sociopolitiche che hanno lavorato nelle varie province in questi anni e poter raccogliere quello che è la volontà e l'espressione dei giovani che sono la nostra speranza, il nostro futuro. In vista delle prossime elezioni regionali si è partiti da Venezia, poi sarà la volta di presentazioni analoghe a Belluno e Rovigo, quindi degli altri capoluoghi di provincia. Il progetto, come detto, è ancora in una fase costituente, ma di civiche che nelle città del Veneto hanno raccolto consensi elettorali ce ne sono parecchie. Per la provincia di Venezia il coordinamento è affidato a Luca Morosin, presidente della lista civica Sandona di Piave Città Insieme. Le persone ci hanno dato fiducia nel corso degli anni, continuano a darci fiducia rispetto agli impegni che ci prendiamo e al rispetto di questi impegni che traduciamo poi nell'essere nelle città, nei comuni dove appunto siamo presenti e anche negli atti amministrativi che andiamo poi a presentare. Ecco, quindi vuole essere un biglietto da visita, si può dire così, anche per chi sfiduciato oggi vorrebbe stare a casa a novembre, il giorno del voto. Rossella Cendrona ha vinto da civica le elezioni a sindaco di Silea. A Venezia Marco Gasparinetti è tra i fondatori di una civica di opposizione alla giunta Brugnaro che ha superato il 5%. A me come consigliere comunale si rivolgono tantissime persone per lamentare i disservizi della sanità veneta. Come consigliere comunale devo rispondere, non posso farci niente, ma un domani che saremo in Consiglio regionale avremo voce in capitolo. I fondi europei, tutti i fondi europei transitano dalla Regione Veneto, è la Regione che decide come assegnarli. Avendo lavorato 30 anni a Bruxelles, credo di poter dare un contributo per fare in modo che i soldi europei vengano spesi bene, a beneficio delle persone e non a beneficio di pochi privilegiati. Servizio di Filippo Fois, andiamo in pubblicità con la regia di Mattia Pizzaia e Tony Paul e poi parleremo con Luciano Derella, ospite in studio, del 16° reggimento e dell'identità del Veneto. A tra poco.
Di nuovo in diretta con Focus TG, ospite in studio Luciano Dorella del 16° Reggimento. Buongiorno Dorella, buongiorno. Grazie direttore, grazie del nuovo invito. Bentornato, bentornato. Allora, ricordiamo il 16° Reggimento, rievocazioni storiche, riprenderete a settembre. Sì, noi siamo praticamente in tutto il Veneto, ma riprendiamo adesso la stagione. Abbiamo appena finito l'ultima manifestazione, abbiamo fatto Torri del Benaco, poi abbiamo fatto anche le ultime qui a Concordia Sagittari, la Feria Nazionale di Santo Stefano, e poi riprenderemo qui a settembre a Fossò, Venezia, e al 20 di settembre saremo a Soave col Ministero della Difesa e col Reggimento Lagunari Serenissima. Ecco, quindi un calendario sempre fitto di manifestazioni che avvengono in diversi comuni e ovviamente creano anche molto interesse, c'è sempre tanta gente che vi segue. Cosa rappresenta oggi il 16° Reggimento? Siamo già 20 anni che esistiamo oramai e il Reggimento rappresenta l'identità storica del Veneto e della Serenissima. Abbiamo circa 170 unità composte di vario genere, di vario personale anche del Ministero della Difesa, e portiamo la storia, la cultura e l'identità. Ovviamente parliamo di storia militare del Settecento, del periodo ultimo della Serenissima, e portiamo la storia e la cultura militare in tutte le piazze del Veneto. Fino ad ora abbiamo fatto, direttore, 344 comuni del Veneto, sono 560, quindi più della metà dei comuni del Veneto. E abbiamo collaborato con circa 200 pro loco e continuiamo a collaborare con tutte le realtà storiche, quindi dai grandi scrittori a tutte le testate giornalistiche, le testate come voi televisive, che ringrazio sempre perché la realtà di Rete Veneta è una realtà, direi, unica, che dà spazio a tutti, infatti è una grande realtà. Grazie, grazie per queste parole. Noi appunto spesso abbiamo anche ospiti che parlano di identità veneta, abbiamo Raise Venete, abbiamo anche l'indipendenza veneta, insomma coloro che vengono definiti a volte venetisti, no? Venetisti, ma poi venetisti nel senso che hanno a cuore, diciamo, le condizioni, la crescita di questo territorio. L'identità del Veneto, oggi l'identità del Veneto è ancora forte, è ancora sentita a suo giudizio? Sì, allora partiamo innanzitutto nel dire che l'identità e la storia veneta è di tutti, non è né di un partito né di un'associazione, ma in realtà è la storia di tutti, perché ovviamente soprattutto la storia della Serenissima, ad esempio lei qui, noi siamo in provincia di Treviso, e Treviso è stata 400 anni con la Serenissima, quindi quasi tutte le città del Veneto e non solo, anzi Friuli, parte della Lombardia, tutta la costa della Dalmazia, Albania, Veneta e Grecia sono rimaste dai 4 ai 700 anni, quindi è un lascito storico e culturale non indifferente. Per niente noi continuiamo a parlare il veneto e veneziano praticamente da secoli, molto prima anche dell'italiano. La realtà è che è una cosa che unisce molto, ad esempio all'interno, se la mettiamo nel lato politico, all'interno della nostra associazione, del reggimento, a parte ovviamente i militari di professione, però abbiamo dei magistrati, abbiamo dei politici, dei sindaci, abbiamo di tutte le realtà, dall'operaio all'imprenditore, al medico, eppure sono sia di estrazione sociale differente, sia anche culturalmente differenti e anche politicamente differenti, però tutti stanno insieme, cioè vorrei dire dall'estrema sinistra all'estrema destra, passando per il centro, eppure tutti stanno insieme proprio perché il valore fondante di San Marco della Repubblica e della Serenissima, perché la storia e l'identità è di tutti. Quindi non ha un vero e proprio colore politico, anzi guai a quel partito che non considera la storia, perché non considerando la storia devi conoscere bene la tua storia per poter poi anche migliorare la storia anche degli altri, accettando gli altri. Quindi comunque rimane in Veneto un legame fortissimo con la Serenissima, con la propria storia, politicamente anche in vista così delle prossime regionali. È probabile che questo
questa caratteristica, questo legame con il Veneto possa essere in qualche modo sfruttato politicamente. C'è chi in qualche modo lo utilizza per aumentare i propri consensi, al di là poi del legame vero e proprio, insomma, no? Beh, allora, l'utilizzo del Leone della Serenissima, del nome di San Marco, di tutto quello che ci va dietro è sempre stato, sia di un partito o di un altro, anche a delle volte dalla sinistra stessa, quindi non è che non venga utilizzato. È un peccato che venga utilizzato in politica, perché non dovrebbe centrare assolutamente niente con la politica, però tutti i partiti, qualsiasi partito e qualsiasi coalizione dovesse andare su alla nuova presidenza del Veneto, dovrebbe tener conto sempre di questo, perché devo dire la verità, ad esempio noi abbiamo collaborato su 340 comuni fatti e quasi 500 manifestazioni fino adesso, circa il 40% era liste civiche, il restante andava tra centro-destra e sinistra, quindi è abbastanza omogenea la scelta, quindi vuol dire che la gente in realtà chiede alla politica che ricordi la propria storia e le proprie origini, a tutta la politica, non solo una parte politica. Poi ovviamente quella parte politica che avrà l'occhio di riguardo per la propria storia, ma premetto dovrebbero averle tutte, dalla sinistra alla destra, sarebbe stupido non avere questo tipo di concezione da parte mia ovviamente. Però credo che tutto questo potrebbe portare anche un miglioramento dal punto di vista proprio di rapporto tra cittadino e politica, perché ci sentiremo molto più vicini a noi, visto che adesso abbiamo una politica che poco importa, da quello che vedo, al cittadino comune. Senta Dorella, quanto pesa, diciamo, la mancanza del raggiungimento dell'autonomia in Veneto, secondo lei? Cioè, dalle ricerche risulta che, insomma, lo slancio per l'autonomia, nonostante siamo passati 8 anni dal referendum del 2017, sia ancora vivo. È un bel problema, nel senso che la gente si aspettava molto da questo referendum e invece i tecnici sapevano benissimo che si andava molto per le lunghe. Il problema è che l'autonomia del Veneto sarebbe una grande opportunità nel caso ad esempio della cultura. Se io guardo l'Alto Adige ad esempio, hanno 3 volte i fondi che abbiamo noi. Le amministrazioni comunali ad esempio, che grazie a loro la cultura viene portata gratuitamente, e non dico solo la Forma Nostra, in tantissime altre realtà, dai concerti, visto che sono anche il vicepresidente dell'Orchestra Regionale del Veneto, la Filarmonia Veneta, quindi so di cosa sto parlando. In realtà avremmo avuto il doppio di contributi e darebbe lavoro al settore culturale notevolmente di più. Questo adesso non avviene. I comuni già sono bravi a fare quello che fanno con i fondi limitatissimi che hanno. Un'ampia autonomia però dovrebbe essere una vera autonomia, perché se alla fine l'autonomia deve essere solo per avere la protezione civile che la gestiamo noi o pochissime cose, là non si parla di autonomia. L'autonomia deve essere almeno per un 60-70% reale, se no il gioco non vale la candela. Tra l'altro ha stupito molto, diciamo, la decisione del governo di procedere immediatamente con l'autonomia per Roma Capitale. Significa potestà legislativa, significa avere non soltanto fondi in più ma anche competenze su cui intervenire direttamente, e lì in 448 subito, adesso è stata chiesta per Venezia, ma è probabile che qui le cose vadano molto più lentamente. Venezia autonoma, voi ovviamente immagino la vediate favorevolmente, no? Sì, penso che ogni veneto sa benissimo che Venezia sarebbe la capitale, storicamente, culturalmente, finanziariamente, tutto. Ovviamente anche se oramai Venezia è più un simulacro che una realtà economica vera e propria da un punto di vista per il Veneto, se non turistico ovviamente, perché in realtà ha perso tantissimo. Però torniamo sempre al discorso che la realtà veneta, come ad esempio l'autonomia, in realtà i nostri politici che ci rappresentano di tutti i partiti, quindi a Roma, dovrebbero fare squadra per un proprio interesse verso il Veneto. Cioè gli altoatesini, porto l'esempio ovviamente del Trentino Alto Adige, perché ad esempio per 40 anni hanno sempre
assistito e aiutato la sinistra e hanno votato a sinistra. E uno dice, ma come? I partiti che erano di estrema destra andavano con la sinistra? Sì, perché si univano in un ovviamente partito territoriale molto forte che otteneva in cambio, se volevano essere sostenuti a Roma, in cambio dovevano dare il territorio. E loro per 40-50 anni hanno fatto così, hanno ottenuto. Noi veneti purtroppo partiamo con dei bei discorsi, però alla fine quando andiamo a Roma siamo completamente divisi anche su ciò che viene presentato a Roma per l'interesse del Veneto. Quindi magari sarebbe auspico che la nuova giunta regionale e i nuovi politici che dovranno sostituire la realtà nuova che andrà su, di avere più una visione globale ma dell'insieme, perché cioè 20 politici che vanno giù a Roma non sono 40 politici che sono a Roma, hanno un peso anche a livello di voto diverso. So che vorrebbe dire unire sinistra, destra e centro, però se sei veneto fai l'interesse del Veneto. Cioè l'interesse, cioè l'obiettivo della politica significa fare il bene comune, in questo caso specifico del Veneto e non gli interessi di bottega. Esatto, ma riguarda anche il discorso, ad esempio, delle TV, sul discorso dei contributi per le TV. Ad esempio, sono realtà bellissime, ma c'è veramente un'unione di intenti di tutti i partiti per salvare questo. Se beh che i partiti usano le TV, non c'è neanche perfino là delle volte, quindi... Grazie a Luciano Dorella, 16° Reggimento, poi vi seguiremo durante le manifestazioni a settembre. A presto, grazie, buon lavoro Dorella. Grazie direttore. Dobbiamo andare in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Spesso di baby gang e di vandali e adesso mancava solo centinaia di puntine buttate sull'asfalto per far forare i ciclisti. Andiamo a Borso de Grappa da Edi Caliman. Sì, ci troviamo in via General Giardino, una strada in salita che porta in cima a Campocroce e a Cima Grappa, una strada molto frequentata non solo da delle persone che in macchina decidono di attraversare le strade e arrivare a raccogliere qualche ora di fresco in queste calde giornate, ma soprattutto da cicloturisti e chi si avventura sulla cima del Monte per svolgere parapendio. Quello che è successo in questi giorni, un problema non indifferente che stiamo riscontrando e che denota moltissime segnalazioni che arrivano al sindaco ma anche a tutti i gestori delle strutture qui intorno, è quello della disseminazione di puntine da disegno che bucano i copertoni delle ruote dei cicloturisti. Ovviamente è un problema non indifferente, un problema che si sta riscontrando da circa 2 giorni e ancora non si trova il responsabile. Con me mi ha raggiunto qui la sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Rovagnolo. Buongiorno, grazie per essere qui in nostra compagnia. Buongiorno. Insomma, sindaca, una Cima Grappa che comunque vede sempre più turisti accedervi, soprattutto cicloturisti, e l'atto scellerato di rilasciare nella strada delle puntine da disegno che bucano le ruote dei ciclisti, diciamo che non è ben apprezzato. Tantissime le segnalazioni che in questi giorni le sono arrivate, infatti. Sì, effettivamente in questi 2 giorni abbiamo diverse segnalazioni di ciclisti che si ritrovano con la ruota bucata. È un brutto esempio, è una situazione non piacevole anche per noi del comune, perché abbiamo appunto tantissime segnalazioni, anche perché il turismo della bicicletta in questi ultimo periodo è molto diffuso, si sta diffondendo, soprattutto in questo periodo di stagione, di periodo di ferie, periodo di che la gente può divertirsi un attimo con lo sfogarsi con la bicicletta. Questo atteggiamento non è assolutamente piacevole sentirsi dire, insomma. Non è accettabile anche a livello di sicurezza? Non è accettabile, soprattutto in primis in livello di sicurezza, anche perché se un ciclista è in discesa e si trova in un momento della bucatura della ruota, diventa veramente pericoloso per il ciclista. Lei si è fatta qualche idea anche in merito alle persone che ha sentito in questi giorni su chi possa aver disseminato
su queste puntine, perché si rischia anche l'effetto emulazione. Sì, il mio fatto di idea è che potrebbe essere qualche automobilista che non accetta la circolazione dei ciclisti. Io devo dire una cosa sinceramente, la strada è di tutti e tutti quanti dobbiamo rispettare la strada, quindi automaticamente deve essere un rispetto dei automobilisti verso i ciclisti, ma anche i ciclisti verso gli automobilisti. Penso e presumo che sia il caso di qualche persona, di una persona che in macchina salendo, aprendo il finestrino, abbia disseminato queste puntine. Non è un atteggiamento sicuramente da fare. Esatto, Sindaca, quello che come amministrazione state cercando di fare è sensibilizzare su questa cosa, ma soprattutto invitare a denunciare le persone che si trovano alle ruote forate. Infatti io già da sabato, dalle prime telefonate che ho ricevuto, mi sono informata tramite il servizio della polizia locale e le forze dell'ordine, i carabinieri di Pieve e anche il 112, se ci sono state delle segnalazioni, delle denunce, e mi dicono che non c'è stata fatta nessuna denuncia. Io l'appello che posso fare è: denunciate assolutamente, perché così abbiamo anche noi della documentazione, dei momenti, delle date, degli orari dove sono stati fatti dove hanno ricevuto questa problematica, insomma. Ovviamente la strada non è coperta da videocamere di sorveglianza, a parte questa che vediamo qui alle nostre spalle. Ovviamente noi parliamo di puntine che sono state disseminate in alto. Esatto, noi abbiamo sì questo varco che ci segnala con la videocamera chi sale in montagna, però sapere qual è stata l'auto a disseminare o una moto a disseminare queste puntine non possiamo saperlo, bisognerebbe cogliere nel fatto, cioè io sto salendo e vedo questa auto, posso prendere la targa, però non abbiamo nessun mezzo in questo momento per verificare chi è stato. Il messaggio che facciamo passare oggi, Sindaca, è quello non solo della pericolosità e anche delle sanzioni, ovviamente anche a livello penale in cui si può incorrere ovviamente per i responsabili, ma anche al fatto del rispetto per le altre persone e a tutela di un territorio che è patrimonio UNESCO. Esatto, soprattutto la pericolosità e il rischio che i ciclisti incorrono nel prendere questa puntina, perché veramente possono farsi male gravemente. Secondo, rispetto per tutti. La montagna è bella, abbiamo questa possibilità di avere la montagna alle nostre spalle, rispettiamola in tutti i momenti, insomma. Eccoci qui da Semonso, è tutto, grazie e a voi la linea. Grazie a voi. Grazie alla Sindaca Edi Kaliman e Renzo Rigon per la parte tecnica. Non abbiamo l'elenco degli ospiti di Focus di questa sera perché fino al 18 Focus è fermo, non andrà in onda il nostro talk serale, per cui ci rivediamo domani alla stessa ora qui a mezzogiorno con Focus TG. Buona giornata, arrivederci.